un fiato di Amitera, lontano da Amitera, tra tanta gente che non c'era mi sente, solo col corpo di spada, mi consolavo guardando le vetrine illuminate. Aria di Natale, festa per tutti, ma non per me, lontano dalla mia casa, lontano dalla mia terra. Camminavo fiacco in mezzo a quella gente, indaffarata e contenta, quando che l'occhio è si è fermato e volto. In una vetrinetta venne in mostra ed era un bel cestello di radici rosso fuoco. Mi sono fermato, dico guardai, non mi pareva vero. Radici trevisani, se mi era aperto il cuore, l'emozione, ed era grande. Suonavano le campane, era Natale, festa per tutti, e festa anche per me, che più non sentivo perso per il mondo. Mi teneva compagnia, mi confortava il cuore, mi dava contentezza avere nel medicinato un bel piacere di radici trebisane, un fiato di Amitera. È nato di fantasia o è un episodio specifico da vivere? Cioè, mi lavoravo nel Bisedello a Neuchâtel e facevo il fattorino, cioè portavo la spesa che ordinavo, portavo a casa ed era la vigilia di Natale, no, qualche giorno prima di Natale, insomma. Ed era un piano, sì, un piano triste anche perché uno che già era più di un mese che ne negava e si può immaginarsi andare via col coso, col motorino e dopo mi è successo che mi ero la sacca amorosa che io volevo. E allora avevo deciso di ritornare a casa e in un momento che ero libero da lavoro sono andato a un giretto per la città. Fatalità, poco distante, su una botteghetta di frutariolo che era un cesto di radici trevisani. E mi sono fermato. Secondo me nasce come che se si può sentire in quel momento. E fuori è scritto Sarat di Venise, cioè Insalata di Venezia. Siccome che là conoscevo tutti le cose, sì, mi conosceva tutti, insomma, ma sono dentro dal Paron, ho detto no, quella non si chiama Insalata di Venezia, ma quello è proprio per dello schietto è Radicio di Treviso. Infatti il giorno dopo passando ho visto che è scritto Salata di Venezia e Radicio di Treviso.